TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, la meloidosi si è portata via un personaggio capace di caratterizzare un lungo tratto di vita italiana, una mente fervida, anche quando prendeva posizioni controverse, ma sempre con coraggio e mettendoci la faccia. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda la figura di Oliviero Toscani, scomparso oggi. Rendiamo onore a una persona geniale, aggiunge Zaia, che ha legato al Veneto lunghi anni della sua attività di fotografo e comunicatore di eccezionale capacità. Col suo lavoro, conclude Zaia, ha di fatto cambiato i criteri basilari della comunicazione, introducendo idee singolari che, creando dibattito a vari livelli, ha contribuito a fare la fortuna dei marchi per cui ha lavorato. A tutta la sua famiglia e che l'ho conosciuto e apprezzato rivolgo le mie più sentite condoglianze. Ancora cronaca, nella nottata del 10 gennaio scorso i carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato un 36enne di origine straniera senza fissa dimora, presunto responsabile di tentato furto all'interno di un esercizio commerciale. Nella circostanza i militari sono intervenuti presso un'autofficina della zona, su segnalazione ricevuta dalla locale centrale operativa dell'Arma, in quanto un uomo, dopo aver scavalcato la recinzione salendo sui tetti di alcuni containers, era stato sorpreso nel tentativo di raggiungere l'esercizio in parola. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di fermare lo straniero che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di vari arnesi da scasso, tutti sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito e a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto celebrata nella successiva mattinata, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Venezia. Parliamo di economia. La fiammata, è proprio il caso di dirlo, del prezzo del gas fino a 50 euro a megawattora, più del doppio rispetto a 11 mesi fa, dopo lo stop al transito di metano russo dall'Ucraina e soprattutto la speculazione finanziaria, preoccupa l'industria veneta per le ricadute. I costi energetici elevati, maggiorati nell'ordine del 15% nei prossimi mesi secondo le stime Nomisma, rappresentano infatti una barriera significativa per la complessità e la crescita industriale in un anno già complesso come il 2025. In questo contesto, il nuovo gruppo d'acquisto energia elettrica e gas naturale costituito da Confindustria Veneto Est vuole porsi nei confronti dei primari operatori energetici nazionali come massa critica per ottenere le migliori condizioni economiche e contrattuali grazie all'aggregazione dei volumi e alla negoziazione. Al gruppo d'acquisto hanno già aderito 59 imprese manifatturiere di dimensione piccola-media, provenienti da diversificati comparti dell'industria. Cambiamo decisamente argomento. Si spengono le luci sul presepe di ghiaccio di Jesolo. Domenica 12 gennaio si è chiusa ufficialmente la quarta edizione della manifestazione che ha contribuito ad animare anche quest'anno Piazza Primo Maggio, nel centro storico della cittadina jesolana. Tra il 7 dicembre e appunto il 12 gennaio la mostra di sculture di ghiaccio dedicate alla Natività e al periodo natalizio ha accolto quasi 70.000 visitatori, toccando il suo massimo storico in questo arco temporale e con picchi di accessi nelle giornate del 29 dicembre 4.192 e del 5 gennaio 4.999, mai visti in precedenza. Nelle sole ultime 2 giornate di apertura sono state 4.463 le persone che hanno varcato la porta d'ingresso della tensostruttura. In attesa delle operazioni finali di conteggio, le proiezioni attualmente disponibili mostrano un corrispondente e sensibile incremento delle offerte da parte dei visitatori destinate a sostenere progetti benefici. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.